Care lavoratrici, cari lavoratori, da qualche anno il nostro sistema previdenziale è diventato un sistema di tipo contributivo. È un sistema che richiede alle persone, ai contribuenti, di essere responsabili delle loro pensioni future. Dipenderanno da quanto hanno versato durante l'intero arco della loro vita lavorativa. Per queste ragioni abbiamo ritenuto indispensabile in questo momento darvi tutte le informazioni che vi permettano di fare delle scelte consapevoli. Da oggi sarà possibile per i giovani, quelli che hanno meno di 40 anni, dal 1 giugno sarà possibile per quelli che hanno meno di 50 anni e poi dal 1 luglio tutti i lavoratori che appartengono o al fondo lavoratori dipendenti oppure alla gestione separata o ancora che siano commercianti o artigiani o coltivatori diretti potranno attraverso l'utilizzo del loro PIN accedere ai servizi che abbiamo messo a loro disposizione per poter avere delle proiezioni delle informazioni sulla loro pensione. Accedendo online potranno anche vedere che cosa succede se cambia qualcosa nella loro carriera lavorativa, ad esempio hanno dei periodi di disoccupazione oppure cambia il loro profilo retributivo, hanno un aumento del loro salario, che cosa succede se cambiano qualcuno di queste cose sulla loro pensione futura e potranno vedere quando potranno andare in pensione. Quindi sono informazioni davvero molto importanti per poter fare delle scelte consapevoli, per poter capire su quali risorse si potrà contare quando si potrà andare in pensione. L'INPS è a disposizione di tutti voi per cercare di dare informazioni aggiuntive nel caso che venissero richieste da voi che utilizzate questo servizio e puntiamo ad estenderlo gradualmente all'intera platea dei contribuenti. Nel 2016 raggiungeremo anche i dipendenti pubblici e riprenderemo anche i contribuenti delle gestioni speciali, perché è davvero importante che oggi chi contribuisce al nostro sistema previdenziale sappia cosa serve e quali sono le implicazioni di questi contributi, il fatto che questi contributi sono qualcosa che va immediatamente a sostenere le loro pensioni future, non sono delle tasse, sono una forma di risparmio, è un modo per tutelarsi di fronte al periodo in cui si terminerà la vita attiva e ci si vuole mantenere dei livelli di standard di vita adeguati.